Senatore Questore Antonio De Poli, 50 anni del Consorzio di tutela del prosciutto Veneto DOP, un'occasione per accendere i riflettori sulla necessità di sostenere e rilanciare la filiera agroalimentare. Ma sicuramente sì, oggi più che mai un rilancio della filiera agroalimentare anche con i fondi del recovery. Ricordo che ci sono 6,8 miliardi di euro per intervenire e rilanciare questo settore. Con le risorse del recovery c'è una possibilità di un intervento strategico italiano, nazionale. 50 anni del Consorzio di tutela del prosciutto Veneto DOP è nato infatti il 10 giugno del 71 a Montagnana. Siamo contrarissimi all'etichettatura del Nutri-Score, perché è un'etichettatura che implica soltanto del mettere paura al consumatore senza andare a spiegare cosa in realtà il consumatore va a scegliere per mangiare. Il prosciutto Veneto DOP tende ad essere un po' più dolce rispetto agli altri prosciutti, è un prosciutto proprio di nicchia, ma fortuna che i nostri imprenditori locali hanno avuto la lungimiranza, l'idea proprio di consorziarsi con gli altri produttori di prosciutti in modo da rendere il nostro prosciutto conosciuto oltre il Veneto anche nelle regioni limitrofe.